Con Carlo Sardara, amministratore delegato della Fondazione Dinamo e dirigente Dinamo, un precampionato importante, quello bianco-blu, che parte all'insegno delle grandi sfide internazionali e delle pacate ambizioni di una società che non farà proclami ma parla sul campo. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto iniziare con dei tornei che ci hanno dato la possibilità di ospitare delle squadre di grande importanza sportiva e siamo anche molto orgogliosi che abbiano accettato il nostro invito e che siano venute, diciamo, a sfidare quelle che sono la realtà locale. C'è adesso parte il torneo col Galatasaray e il Samara e Pesaro, al quale poi seguirà a Cagliari un secondo torneo molto importante anch'esso. Siamo pronti qua a sfidare e a iniziare questa nuova stagione. Ecco, un appuntamento molto importante, quello col torneo Pasta di Sardegna, anche perché consentirà alla Dinamo di testarsi contro due importanti formazioni europee ed una storica italiana, e alla città di Sassari di aprire una via di comunicazione con la Turchia, nello specifico la Russia. Sì, sicuramente cogliere l'opportunità dell'evento sportivo per poter aprire quella che è l'economia locale a nuovi mercati è sicuramente un elemento molto importante, un'occasione unica che non bisogna non cogliere, e in questo le istituzioni hanno sicuramente colto l'opportunità di promuovere un progetto di esportazione del prodotto Sardegna.